Claudio Borghi Aquilini. Ancora il buongiorno da Semivarin, Radio Libertà, grazie a Francesco in regia. Siamo saltati al nuovo ospite e che ospite è arrivato Claudio Borghi Aquilini con la sua scuola di magia fitta fitta sul tavolo, le problematiche del giorno commentate da lui. Grazie per essere con noi, Claudio Borghi Aquilini. Non lo sentiamo? Il cursore è alzato, allora semplicemente è un problema di collegamento. Proviamo a richiamarlo. Ti sento perfettamente. Adesso sei apparso! Perfetto, Claudio! Ecco. Ciao! Ciao, ciao. C'è il solito eco, però io non lo so che cacchio è quando richiamo. Sento sempre due volte, ma va bene. Due is meglio che one, come dice una volta. Vai, vai, vai. Oggi lascio a te, visto che abbiamo soltanto un quarto d'ora fino alle 10, lascio a te l'entrata e anche l'uscita. Cosa ci poni? Quali sono le problematiche che vuoi commentare? Ma io direi di fare un inizio scoppiato. Il primo titolo che mi sono visto stamattina, aprendo i giornali, e c'era una foto della von der Leyen, e tu sai già che lì sono dei problemi dal punto di vista della digestione, e sotto c'era scritto che vogliono l'atomica comunitaria. Ora, adesso io voglio fare tutto il bravo, non è che voglio fare sempre quello che dice che è colpa di tutto l'Unione Europea e cose di questo tipo, perché sennò altrimenti ma voi ma gliela dareste una bomba atomica alla von der Leyen? Cioè adesso, a parte tutto, finché si scherza, però qui mi sembra che stanno prendendola un po' troppo sul serio qua sta questione, perché fra esercito comune e così via, già lì dobbiamo dire di no. Ma se già dobbiamo dire di no all'esercito comune, perché non voglio perdere troppo tempo a spiegare una cosa che dovrebbe essere ovvia, però evidentemente non è ovvia per qualcuno. Sì. L'esercito comune non va bene perché innanzitutto significa che noi lo pagheremmo, quindi pagheremmo per fare un esercito che poi alla fine sarebbe, come tutte le cose dell'Unione Europea, comandato dalla Germania. Cosa può andare storto? Cioè il fatto che noi andiamo a pagare i carri armati alla Germania? Non mi sembra una grande idea, no? In ogni caso, comunque, teniamo presente che quei signori del più Europa, io lo so perfettamente perché loro puntano all'esercito comune, no? Perché è evidente che se tu già ti ha tolto la moneta alla nazione, nel momento stesso in cui tu togli anche l'esercito, significa che la nazione non esiste più. Quindi altro che autonomia, cioè qui diventa il superstato di cui noi al massimo possiamo fare i sudditi. E la cosa era già scritta a chiare lettere, perché alla fine io ormai ho imparato una cosa, che in politica o quando c'è un'ideologia di mezzo c'è sempre qualcuno che le cose le ha già scritte tranquillamente, no? Proprio paro paro, bene, non è che ci sono i segreti o cose che non si sanno, no, ci sono delle cose già scritte e poi c'è qualcuno che le porta avanti. La questione dell'esercito europeo, come di molte altre cose, a dire la verità, era stata scritta nel famigerato manifesto di Ventotene, no? Quello di Spinelli, Colorni e compagnia bella, i quali avevano già delineato buona parte delle cose che vanno diciamo perseguite o che l'Unione Europea cerca di perseguire con tutti i mezzi. Basta leggerlo, è un documento che io sinceramente allibisco, no, sul fatto che possa essere preso come il fondamento, la meraviglia dell'Europa moderna, no, e tenuto in palmo di mano per la maggior parte dai comunisti, ma insomma diciamo anche da qualcuno che comunista non è. Nel manifesto di Ventotene è scritto chiarissimamente, dice nella nuova Europa unita sarà necessario avere una forza armata, quindi il nuovo soggetto deve disporre di una forza armata per imporre le proprie decisioni ai territori. Quindi
è molto chiaro che l'esercito europeo non serve ovviamente né per andare a fare la guerra agli Stati Uniti, cosa che ovviamente fa ridere anche solo a pensarla, ma neanche per andare a fare guerra alla Russia, ripeto, un'altra roba che non credo chi la possa pensare, no? Che noi facciamo l'Armir per arrivare a Mosca. L'esercito europeo serve esclusivamente per andare a disciplinare chi non dovesse piegarsi ai dettami del superstato centrale. E che non sia una fantasia, che uno dice: ma figurati se è così. Ma benedetti figlioli, come se non aveste mai visto o non aveste visto con quale violenza, con quale prepotenza l'Unione Europea assalta chi non si comporta bene. Ma dico, ma la Grecia ce la siamo già dimenticato, arriva un governo che non gli piaceva e istantaneamente gli han chiuso le banche per un mese. Ma e anche gli amici di Forza Italia, io ogni tanto allibisco, no, quando sento le cose che dicono, ma si son già dimenticati che hanno fatto fuori Berlusconi. Berlusconi che era uomo libero e quindi era scomodo per l'Unione Europea, Sarkozy e la Merkel hanno fatto i sorrisini, vi ricordate? Il secondo dopo gli hanno chiuso il rubinetto degli acquisti della Banca Centrale Europea e lo spread è andato a 500. Ma, adesso, vedete, con questo governo, dato che, c'è un po' di inflazione perché la gente compra i titoli di Stato, no, e così via, e quindi non è più possibile utilizzare nessuna di questi metodi, se avessero l'esercito ci mandano le truppe. Ma, insomma è scritto, io non capisco veramente come uno possa ignorare. E figurarsi con un chiaro di luna di questo tipo, che cosa succede? Con la stomica comunitaria. Cioè, ma ve la vendete la von der Pfizer, no, che prende e gira con la valigetta dicendo: "Adesso, posso far saltare qualcuno." Con anche la risata satanica. Ma, cioè a me sembra assolutamente che la gente stia perdendo la testa. Il fatto che l'Unione Europea si metta lì tutta a far la fotina con Zelensky, a casa peraltro di uno che nell'Unione Europea non c'è, no, quindi finisce perché erano a Londra, quindi finisce anche lì quell'altra balla clamorosa che nel momento stesso in cui uno esce dall'Unione Europea non conta più nulla, non esiste e così via, perché erano tutti lì ovviamente in ginocchio da Starmer, un altro che a casa sua ha ormai un consenso in continuo calo, e dall'altra parte in prima fila quelli che soggetti che non contano nulla politicamente a casa nostra, a casa loro. Cioè Macron non ha neanche una maggioranza, cioè c'ha un governo che viene cambiato ogni 6 mesi, ed è sostenuto quantomeno dalla non sfiducia da parte dell'opposizione. Quindi una maggioranza in Parlamento Macron non ce l'ha. I tedeschi, c'è ancora Scholz che ovviamente ha preso il 2% lì, non so quanto cacchio ha preso, e che soltanto l'insipienza di Merz, quello del Partito Popolare, può pensare di riportarsi dentro all'interno di una maggioranza di governo. Quindi io veramente faccio fatica a capire con che logica l'Unione Europea possa parlare di queste cose. L'unica cosa che in questo momento mi sembra, con dei metodi che per carità possono essere assolutamente discutibili, ma che vanno del tutto nella direzione giusta, la sta facendo quell'antipatico, quel cattivone, quel cafone, quel burino, no, che a seconda di come tutti lo chiamano, di Trump, che però sta facendo la cosa giusta, perché nella storia, e questo insomma lo dico proprio con sai, mi spiace portarti alla mattina questi argomenti qua che sono un po' pesanti, mi piacerebbe parlare di cose più Vai, facili. vai. Un giorno parliamo d'arte. Però nella storia le situazioni le più tragiche, le più vergognose, le stragi più orribili e così via, sono sempre state fatte quando le guerre ormai erano decise.
Cioè, pensate, non so, tanto per dirne una, le bombe atomiche sul Giappone. Cioè, non c'erano dubbi sugli esiti della guerra, no? C'era semplicemente un'ostinazione nel voler andare avanti in una posizione che ormai era persa. Si pensi agli stermini dei nazisti negli ultimi anni, no? Cioè, quando ormai era chiaro anche lì che la Germania la guerra l'aveva persa. E quindi il fatto che in una maniera o nell'altra Trump, con suoi modi un po' sbrigativi, cerchi di chiudere una situazione che ormai insomma è credo evidente a tutti, non so, è palese a tutti, prima che peggiori ulteriormente, questo significa essere lungimirante, significa volere la pace. Invece mi sembra che ci siano gli europei che si sentono già orfani di questa guerra. Io non so quali interessi ci sono dietro, ecco, scusate, galleria, ambulanza, qua a Roma è sempre così. Però noi non dobbiamo assolutamente andare dietro a queste pazzie, a queste manie di protagonismo sulla pelle degli altri. Per cui dobbiamo sperare che Trump abbia successo nella sua azione, dobbiamo sperare che la guerra finisca subito. Quando finisce la guerra dobbiamo così facendo, dal punto di vista geopolitico, facciamo la cosa migliore che possiamo fare al mondo, che è separare la Russia dalla Cina, perché quel capolavoro di mettere assieme russi e cinesi contro l'Occidente era riuscito soltanto a quel genio di Biden e a quelli che gli erano andati dietro. Dopodiché capite anche che invece, senza andare a cercare decreti bollette così di questo tipo, si risolve anche il problema delle bollette il giorno dopo, perché il gas dimezza come prezzo e vedete che anche i problemi che arrivano giornalmente nelle nostre case, perché io lo so che c'è qualcuno che dice ma sì, ok, parliamo della politica estera, cose di questo tipo, ma i miei problemi concreti di ogni giorno chi me lo risolve? Beh, ecco, questa cosa qua comincia a risolvere il problema delle bollette e già non è poco. E quindi, insomma, io confido che alla fine Trump possa farcela a ottenere il risultato della pace e noi dobbiamo appoggiarlo in tutti i modi. Insomma, io rido quando vedo sui giornali Salvini, Trampiano, Borghit, ma non significa essere trampiani, significa essere minimamente realisti, con i piedi per terra, con l'interesse dell'Italia in primo luogo e con l'interesse dei nostri cittadini in primo luogo. Senti, e sul fronte dei dazi, oggi i giornali titolano La guerra dei dazi è cominciata. Ma anche lì, no, la questione dei dazi, c'è il mondo di chi pensa che ci siano solo gli arcobaleni, gli unicorni, no, cose di questo tipo, e che quindi pensa che basti desiderare qualcosa perché questa cosa succeda, che non ha capito che gli Stati Uniti sono più o meno obbligati a mettere i dazi. Cioè le politiche sconsiderate della globalizzazione, quindi quelli che gli avevano mandato, portati da tutte anche le grandi aziende americane a delocalizzare in giro per il mondo e aprire le frontiere a qualsiasi commercio, a qualsiasi cosa. Purtroppo hanno portato gli Stati Uniti a un deficit commerciale che non è sostenibile. Cioè, il livello di differenza fra quello che gli Stati Uniti importano, che è tantissimo, e quello che esportano, che è molto poco, non può essere tenuto. Cioè, significa salterebbero per aria gli Stati Uniti, non so neanche come dirlo. Quindi non è che c'è una possibilità di tenere la situazione così com'è a lungo. Allora a quel punto cosa succede? Che gli Stati Uniti possono fare soltanto, come si chiama, tre cose. La prima cosa, cerco di metterla più velocemente possibile, la prima cosa è svalutano il dollaro, cosa che normalmente succede quando un paese è in deficit commerciale. Ma voi capite che se gli Stati Uniti svalutano il dollaro, non è che ai nostri esportatori va bene, perché è ovvio che i nostri prodotti, agli occhi degli americani, nel momento stesso in cui gli Stati Uniti svalutano il dollaro, costano di più.
e non solo, i nostri prodotti costano di più e quindi ne venderemo di meno, ma costerà di più anche il venire a fare vacanza qua in Italia, quindi perderemo anche il turismo. E quindi noi che siamo un paese esportatore e turistico la prenderemo nei denti in modo doppio. La seconda cosa che può fare è fare austerità, tipo Monti. Allora a quel punto si mette, affama i cittadini, no? Come aveva fatto Monti. A questo punto, e ogni tanto vedendo i tagli che si mette a fare Musk, mi viene il dubbio che un po' stiano anche pensandoci. Ma allora a quel punto però i cittadini licenziati, i cittadini affamati, i cittadini senza soldi, no? Così di questo tipo non credo che comprino i nostri prodotti, e per noi andrebbe pure peggio, perché andrebbe peggio perché i nostri prodotti sono dei prodotti di alta qualità e quindi anche tutto sommato di alto prezzo. È ovvio che in un sistema, una struttura dove come si chiama, gli Stati Uniti decidono di fare un forte programma di austerità, i nostri prodotti non li vendiamo, anzi. E allora cosa succede? Succede che i dazi sono il minore dei mali, ma all'interno di questo minore dei mali, rispetto alle altre inevitabili scelte che dovrebbero fare gli Stati Uniti, e caspita, noi abbiamo una cosa che potrebbe, dico, essere un'opportunità, perché se in una maniera o nell'altra, approfittando del fatto che in una maniera, per noi abbiamo dei buoni rapporti con questa nuova amministrazione, specialmente la Lega, e se si riuscisse in qualche maniera, proprio in virtù di questi buoni rapporti che abbiamo, a strappare delle condizioni migliori rispetto agli altri, ma voi capite che quello significa un'opportunità clamorosa, perché noi non avremmo i dazi che invece li avrebbe per esempio la Germania, che è diciamo il paese che fa le cose che danno più fastidio agli Stati Uniti. E beh, ci sarebbe la gara ad aprire delle industrie o delle fabbriche qua, perché è ovvio che una cosa fatta in Italia, non avendo i dazi negli Stati Uniti, sarebbe molto molto appetibile per chiunque volesse produrre. Certo. E quindi, caspita, cioè, sarebbe un'opportunità clamorosa per la nostra economia. Non è detto che si possa ottenere, ma se lo fosse, eh, sarebbe veramente il regalo. Io non capisco chi pensa di dire dobbiamo fare tutto assieme con l'Unione Europea. Ma non ho capito, noi ci mettiamo a sacrificare un'opportunità che potremmo avere noi per fare un piacere alla Germania, che a parti invertite credo che non esisterebbe un minuto a fregarci. Approfittiamone. Claudio Borghi Aquilini, grazie davvero per questa chiacchierata che ritrovate tra pochissimo in podcast. Buona settimana. Ciao Sammy, buon lavoro, grazie a tutti, ciao. Avete ascoltato